Mancano ancora 6 mesi alla prossima edizione di Friuli Doc, ma quella del 2024 non sarà un'edizione come le altre, visto che la Kermesse udinese spegnerà 30 candeline. In vista di settembre, l'amministrazione sta già lavorando da tempo per presentare tutte le novità che piano piano verranno svelate. È un'edizione importante che merita attenzione, quindi il lavoro è partito davvero dallo scorso anno e stiamo cercando di mettere assieme tutti i pezzi per far sì che sia un'edizione memorabile e importante. Come edizione il trentennale rievoca insomma un percorso che parte da lontano, rievoca chiaramente i valori fondanti di questa kermesse, però vuole essere una kermesse molto partecipata non solo dai fruitori ma anche da coloro che sono i partner storici e gli espositori storici, quindi ci aspettiamo una grande partecipazione, l'obiettivo è quello, ne andrebbe a beneficio del territorio, è un'edizione che però vuole parlare alla regione intera, è un'edizione che vuole parlare del Friuli, delle sue eccellenze, ma vuole parlare anche di quelle che sono le peculiarità della nostra regione da promuovere. Ovviamente politiche di prezzo sono sempre attrattive per chi deve venire ad esporre, quindi ci saranno una scontistica particolare, è un'edizione green con più differenziata e materiale compostabile per la somministrazione, quindi insomma ci sono tanti elementi da mettere assieme e lo stiamo facendo anche con gli operatori coinvolti. Sconti per gli stand che vorranno partecipare e che dall'inizio di aprile fino al 30 dello stesso mese potranno fare domanda di partecipazione, ma anche uno sguardo green e uno rivolto ai giovani con orari allungati per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande. Diamo più possibilità agli stand di tenere aperto, gli stand vuol dire somministrazione di cibi e bevande, non è tanto sugli alcolici che ci concentriamo, anzi i superalcolici non potranno essere somministrati, quindi materiale che arriva da questa regione, prodotti tipici di questa regione, vino e birra di questa regione, quindi insomma una forte territorialità, ma anche insomma un equilibrio tra divertimento e passeggiate insomma.